in quell'impresa moderna, sostenibile, tecnologica, resiliente, dove è fondamentale saper misurare per gestire e dove la sfida più grande è trovare il proprio posto nel mercato, la capacità degli imprenditori di reggere l'urto delle crisi e di salvaguardare e rilanciare il modello del Made in Italy diventa strategica e vitale. Abbiamo chiesto ad imprenditori e rappresentanti di categoria veneti di darci un sentiment, una visione del futuro, pur in un clima di incertezza che pesa, ma che non sfiducia la volontà di mettersi in gioco. Noi abbiamo grandi sfide davanti, sappiamo che il periodo passato non è stato facile, che il futuro ha grosse problematiche di carattere mondiale e inoltre si aggiunge tutto il cambiamento climatico. Quindi le nostre sfide saranno soprattutto cercando di aiutare i nostri viticoltori, i nostri produttori per mantenere la propria viticoltura e la propria produzione anche in condizioni così difficili. Il mercato dell'abbigliamento negli ultimi anni ha sempre segnato un segno meno. La pandemia però ha dato un'opportunità nuova, nel senso che ci ha permesso di utilizzare nuovi canali distributivi, in particolare legati all'e-commerce, che possono creare nuove opportunità per le aziende anche a livello internazionale. Il turismo dopo la pandemia è ripartito con una certa forza. Purtroppo alla fine del 2021 sono iniziati i rincari delle materie prime e delle energie e tutto poi è aumentato e questo sicuramente ha vanificato in parte quella che era la ripartenza che noi avevamo iniziato ad avere nel 2021 e che si è consolidata in parte nel 2022. Un problema rilevante che abbiamo è sicuramente il caro bolletta. L'energia elettrica ha subito un elevato aumento di costo. La siccità ha portato all'utilizzo di energia elettrica anche in notturna. Nonostante la nostra azienda sia dotata di diversi impianti fotovoltaici, non ha potuto coprire il suo fabbisogno di energia, abbiamo dovuto tingere anche in notturna e questo ha portato a un'esplosione di costi. Noi siamo considerati un'azienda energivora. Prima degli aumenti la forza motrice e il gas incideva il 10% del fatturato. Questi costi sono triplicati. In questa situazione di incertezza e di grossi costi è comprensibile la decisione di alcuni nostri colleghi di pensare di aprire le proprie attività esclusivamente quando il numero delle presenze dei clienti presenti nella propria struttura siano sufficienti a coprire quelle che sono almeno le spese generali della stessa. Delle azioni concrete che stiamo analizzando ora e proiettando per il futuro sono legate soprattutto ai sistemi fotovoltaici che vorremmo inserire nelle aziende che hanno aderito al progetto di finanziamento con la Regione Veneto. Abbiamo fatto degli impianti fotovoltaici, abbiamo rinnovato tutti gli impianti, abbiamo rinnovato anche il parco delle luci. La cosa che diventa per noi un problema è non sapere cosa sarà la bolletta del mese prossimo, perché è un costo molto importante e ci impedisce la programmazione. Credo che sia una cosa inaccettabile fare impresa senza conoscere i costi. Il nostro comparto, che viene definito spesso il petrolio dell'Italia, se si ferma, ferma tutta la filiera che sta dietro di noi. Dai fornitori, dai manutentori, dalle ditte che fanno installazioni, ai dipendenti stessi che rimanendo a casa graverebbero comunque sulle casse dello Stato per quanto riguarda la cassa integrazione. Il ruolo delle banche di credito cooperativo è quello di continuare ad essere sicuramente un partner privilegiato per la piccola e media impresa. Lo sono sempre state e devono continuare ad esserlo e dal mio punto di vista lo potranno fare ancora meglio in una logica consolidata, aggregata nell'ambito dei grandi gruppi, dei grandi poli bancari. Sicuramente la relazione istituzionale anche con la finanziaria regionale può aiutare a questo, perché ognuno deve fare il proprio ruolo, il proprio compito, il credito cooperativo deve continuare ad esistere, ma anche la finanziaria può portare finanza complementare al credito cooperativo. Io vedo le banche come fornitori di servizi
e quasi sempre anche di soldi. Sono fatte da uomini e donne e quindi per il Veneto, per me, è importante il rapporto umano. Conoscono il territorio, conoscono l'ambiente, conoscono la storia dell'azienda. Questo nelle banche cooperative è più facile perché c'è meno turnover di personale e quindi la memoria resta. È sicuramente importante avere con noi la partnership delle banche perché aiutano ad avere più coraggio e più capacità di investimento. La ciclicità in agricoltura è molto lunga. Noi iniziamo a produrre a gennaio, non vendiamo a marzo, vendiamo a distanza anche di 2 anni il prodotto, capitalizzando una serie di costi per lungo periodo, e quindi la presenza a fianco di una banca che comprenda queste dinamiche, la ruralità delle nostre produzioni è essenziale. Noi imprenditori del turismo siamo convinti che il nostro comparto sia fondamentale per l'economia italiana. Quindi siamo altrettanto convinti di chiedere al sistema bancario italiano di essere vicini come se fossero dei nostri soci. Se teniamo in piedi il turismo, tutta la filiera che sta dietro all'accoglienza ne avrà sicuramente un grande beneficio e anche gli istituti di credito potranno contare sul lavoro di tutti coloro che per il turismo lavorano. Si parla tanto di cuneo fiscale, ma non viene fatto. Si parla tanto di semplificazione, ma io trovo che ogni giorno ho più documenti da firmare rispetto al giorno prima. Per favore, mettiamo le aziende al centro del progetto economico nazionale.